vittoria doveva essere sulla carta e vittoria è stata. Ci riferiamo al Maxa Est, squadrone fra le Serie C regionali che in finale di Coppa Veneto 2012, pur sudando le cosiddette 7 camicie, ha sconfitto 3-1 il GPS San Vito. È stata una vittoria ottenuta con il cuore, perché comunque noi ce l'abbiamo messa tutta per vincere questa Coppa e ci siamo riusciti, però grande merito secondo me San Vito, che veramente secondo me ha fatto una gran partita. Noi arrivavamo comunque da una settimana in cui ci siamo allenate senza un nostro centrale titolare e con il secondo palleggiatore che giocava al centro, e è stata una cosa che insomma ci ha penalizzato un pochino, e poi abbiamo cercato di tirare fuori quello che era il gruppo e questo ci ha aiutato. La squadra è molto forte e ci sono anche delle giovani che comunque devono crescere. Quindi penso che per tutti sia stata una buona esperienza, e anche per le ragazze che comunque si allenano con queste atlete penso che sia un motivo per lavorare, per crescere. Per noi ovviamente è la prima volta che approdiamo a una finale di Coppa Veneto e vincerla, anche se punto su punto è stata una soddisfazione, almeno come presidente e per tutti i dirigenti, enorme. Noi abbiamo investito in questa squadra, ci abbiamo creduto, ci ha creduto lo sponsor Maxa, l'ha fortemente voluta e i risultati sono arrivati. Nel veronese l'attività sportiva è stata sempre molto sentita, specialmente il volley. Questo è un progetto che porterà, se riusciamo a entrare nella B, porterà maggiore entusiasmo e sicuramente un seguito ancora più ampio di quello che c'è ora. Per le ragazze di Pollini, tecnico che aveva già vinto la Coppa Veneto da giocatore nel 2003, questa potrebbe essere una settimana veramente da ricordare. Sabato sera in palio la promozione matematica in B2. Facendo 3 punti facciamo la promozione matematica e adesso domani riposo e poi si ricomincia mercoledì per preparare la partita per sabato. Dall'altra parte della rete il San Vito non ha nulla da recriminare. Le vicentine, già finaliste in questa competizione l'anno scorso e vincitrici nel 2008, hanno dato il massimo. Avevamo preparato la partita benissimo, le ragazze sono state brave a mettere in campo quello che abbiamo provato durante la settimana. Loro hanno pochi punti deboli, noi abbiamo cercato di colpire quelli, però sono state veramente bravissime tutte perché hanno giocato a un livello sopra le nostre capacità. Abbiamo giocato al 110%, quindi contentissimi della finale, peccato solo che ci manca la Coppa. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e non permetteva nessun errore. Noi forse ne abbiamo fatto qualcuno di troppo e giusto merito a loro. Comunque devo dire che ce la siamo giocata, questo era importante. Sono orgoglioso di queste ragazze. A San Vito di Leguzzano finisce un ciclo. Assieme a Sara Ruaro, MVP della finale, appenderanno le scarpe al chiodo alcune atlete storiche della Serie C. Io sono una di queste che smette, sì, finisce un ciclo. L'anno scorso già dopo la finale di Coppa Veneto avevamo detto basta, e poi sai, abbiamo perso la finale, abbiamo detto riproviamo. Quest'anno veramente basta, quindi si chiude un ciclo e quindi lasciamo spazio alle giovani. Io non smetto, infatti spero di trovarmi l'anno prossimo e vincere la finale. Da ricordare che l'edizione 2012 della Coppa Veneto si è giocata nel nuovo impianto di Montegrotto Terme, teatro del prossimo Trofeo delle Regioni. Il tutto in collaborazione con la locale società del Thermal Volley, anch'essa con una Serie C. Ci alleniamo qui con la nostra Serie C e giochiamo qui le nostre gare. Naturalmente giocare in questa struttura fa bene anche alla nostra squadra, tant'è che comunque siamo in una buona posizione di classifica e forse questo è merito anche di questa meravigliosa struttura.